Toscana, stazione di Bibbiano. Questa è una tratta della ferrovia storica che collega Siena a Grosseto, aperta dal 1864. Dopo l'alluvione di ottobre il terreno è franato, era questo l'unico collegamento ferroviario verso il sud della Toscana. In alcuni punti i binari sono quasi sospesi nel vuoto. Il tratto tra Buonconvento e Grosseto è completamente inagibile ed è sostituito dal mese di novembre da autobus sostitutivi. Un disagio non indifferente per i residenti e per il turismo, e non è l'unico. Abbiamo i disagi che derivano da questa interruzione della strada che sta bloccando il turismo. Spostiamoci in Sicilia. A maggio del 2011 è crollato il ponte della ferrovia che collega Caltagirone a Gela. Non solo la tratta è inagibile da 3 anni, ma anche la strada provinciale 39 è stata chiusa per sicurezza. Ciò che colpisce di questo territorio è il suo stato di degrado e di totale abbandono. Anche qui i servizi ferroviari sono stati sostituiti dagli autobus, ma i disagi per i residenti sono oramai insopportabili. A risentirne c'è anche il turismo.